Salve a tutte e a tutti, sono Francesco Carta e oggi vi proporrò la seconda pillola sulla storia dei minatori sardi. Oggi affronteremo uno dei periodi più affascinanti della storia dell'uomo, il passaggio dall'età della pietra all'epoca cosiddetta del rame. Quello che si conosce dei circa 600 anni che vanno dal 2400 a.C. al 1800 a.C. non è molto. È certo però che l'uomo che ha abitato l'isola in quei secoli aveva importanti cognizioni di metallurgia. Due culture in particolare, quella di Abealzo Filigosa e quella di Monteclaro, hanno lasciato importanti tracce di attività estrattive e di metallurgia. Della prima possiamo ricordare una fonderia nell'abitato adiacente alla torre di Monte d'Accodi nei pressi di Sassari, mentre per quanto riguarda gli artigiani del rame della cultura di Monteclaro, gli archeologi hanno rinvenuto pugnali e punteruoli a San Vero Milis, nei pressi di Oristano, a Cagliari e a San Lorenzo, nelle vicinanze di Iglesias. A San Lorenzo hanno trovato anche un importante vaso di terracotta restaurato con grappe di piombo, fatte con galena dei giacimenti attorno alla città. Prodotti di rame lavorati da artigiani nativi dell'isola sono per lo più pugnali, lame e accette, oggetti di uso comune nella vita quotidiana, ma anche lesine, punteruoli, spilloni, borchie, braccialetti e anche oggetti ornamentali finemente lavorati. È importante vedere come avvenivano le coltivazioni di minerali in quel periodo. Le possiamo trovare, ci sono importanti ritrovamenti in vari luoghi dell'isola, non lontano dagli approdi marini, ma anche nel centro della Sardegna. Proprio questo denota la ricerca dei minerali che si estende sino ai giacimenti dell'interno e di notevole importanza appunto sono quelli di Fontana Raminosa nei pressi di Gadoni. Lì i filoni di calcoperite furono oggetto di intenso sfruttamento già da quel periodo e sono rimasti fino alla fine degli anni 70 del secolo scorso. L'uomo dell'età del rame sgretolava la crosta mineralizzata con il calore del fuoco e con getti d'acqua fredda sulla roccia rovente. Il calore trasformava la pirite e il rame veniva separato dal ferro in grossi mortai dove mani esperte lo trituravano finemente prima di portarlo in infusione. Questa tecnica di coltivazione, come vedremo, verrà utilizzata anche in altri periodi e in questo in particolare permise ottimi livelli di produzione. Gli archeologi hanno trovato strumenti di scavo di lavoro in pietra in alcune aree nei pressi dell'attuale miniera di Fontana Raminosa. È un ritrovamento importante in un pozzetto presso un cumulo di minerale appena estratto, rinvenuto nelle campagne di quel territorio, hanno portato alla luce i resti di un minatore morto sotto un masso franato. Questo è forse il più antico caso di infortunio sul lavoro conosciuto, uno dei tanti della storia drammatica delle miniere sarde. Andando avanti, l'evoluzione delle tecniche metallurgiche ci porterà nella prossima pillola dalla cultura di Bonannaro sino alla civiltà nuragica. Vi ringrazio e vi saluto e vi aspetto la prossima volta.